Sono giunti proprio in questo momento i dati sull'affluenza delle elezioni europee alle ore 19. La percentuale dei votanti in Italia è del 43,85% sul precedente dato di 42,15, scusate. Attualmente il dato non è definitivo, sono stati scrutinati solo 78.804 comuni su 79.015. Adesso passiamo a vedere la percentuale di votanti nel Veneto. Si attesta un risultato definitivo alle ore 19 del 49,49% di votanti su un precedente di 45,78. A Belluno hanno votato il 41,57, sempre alle ore 19, a Padova il 51,79, a Rovigo il 50,66, a Treviso il 47,10, a Venezia il 46,14, a Verona il 51,98, a Vicenza il 52,23. Questo per quanto riguarda sempre le elezioni europee. E adesso ci spostiamo nella provincia di Padova con i dati dei comuni, dei 102 comuni impegnati con le elezioni europee per la provincia di Padova con l'aiuto della regia. La percentuale alle ore 19 appunto era del 51,79 su un dato precedente del 49,47. Cominciamo con Abano Terme 46,99 contro un precedente di 42,70, Agna 60,46 contro un precedente di 58,26, Albignasego 49,71 contro 44,99, Anguillara Veneta 56,97 contro 50,75, Arqua Petrarca 62,54 contro 60,92, Arre 51,34 contro 44,19, Arzer Grande 50,49 contro 43,84, Bagnoli di Sopra 59,13 contro 53,37, Baone 60,73 contro 50,03, Barbona 60,14 contro 53,93, Battaglia Terme 60,43 alle 19 contro 57,95 della precedente, Boara Pisani 46,91 contro 43,38, Borgo Veneto 46,28 contro niente perché il precedente non esiste, il comune di Borgo Veneto è stato formato da poco, Borgo Ricco 55,73 contro 53,92, Bovolenta 46,38 contro 42,94, Brugine 57,29 contro il precedente di 53,38, Cadoneghe 57,13 contro il precedente di 52,12. Alle 19 a Campo San Martino avevano votato 59,63 contro 58,11, Campodarsego 43,75 contro 41,54 della precedente, Campodoro 64,15 contro 55,04 del precedente confronto, Campo San Piero 56,69 contro 57,28, Candiana 59,57 contro 56,29, Carceri 54,42 contro 55,77, Carmignano di Brenta 61,85 contro 56,91, Cartura 46,79 contro 40,37, a Casale di Scodosia alle 19 avevano votato il 54,74% di aventi diritto al voto contro i 57,09 della tornata precedente, a Casalserugo il 48,98 rispetto ai 46,63, Castelbaldo 45,20 contro i 37,90, Cervarese Santa Croce 57,26 contro 54,85, Cinto Euganeo 55,01 contro 54,59, Cittadella 48,11 contro 45,30, Codevigo 45,68 contro 38,71, a Conselve 45,52 contro 42,53, a Correzzola 52,32 contro 52,68, a Curtarolo alle 19 avevano votato il 59,64% degli aventi diritto al voto contro 56,33
33 della precedente tornata. A Due Carrare avevano votato 48,03 contro 48,73, a Este 48,70 contro 42,27, a Fontaniva 56,83 contro 51,98, a Galliera Veneta 53,82 contro 53,51, a Garzignano Terme 45,84 contro 36,55, a Gazzo 48,56 contro 38,40, a Grantorto 48,91 contro 43,32, a Granze alle 19 avevano votato 43,46 contro 33,90, Legnaro 56,97 contro 53,27, Limena 57,29 contro 58,21, Loreggia 43,19% contro 38,29, Luzzo Testino 44,56 contro 40,05, a Maserà avevano votato alle 19 48,62% degli elettori contro 41,21 della tornata precedente, a Masi 57,81 contro 54,91, a Massanzago 53,73 contro 50,95, a Megliadino San Vitale 47,59 contro 57,82, a Merlara 45,12 contro 35,71, a Mestrino 47,76 contro 41,46, a Monselice 60,82 contro 57,26, a Montagnana 46,07 contro 40,04, Montegrotto Terme 48,45 contro 42,29, a Noventa Padovana 50,09 contro 46,30, a Ospedoletto Euganeo 47,84 contro 40,82, a Padova nel capoluogo 49,21 contro 53,72, alle 12 era stata di 12,82, a Pernumia 49,15 alle 19 contro 42,50 della precedente tornata, Piacenza d'Adige 58,61 contro 52,93, Piazzola sul Brenta 56,40 contro 53,30, Piombino Dese 46,53 contro 41,81, Piove di Sacco 49,59 contro 24,07, Polverara 65,78 contro 58,86, Ponso 61,87 contro 62,30, Ponte San Nicolò 57,90 contro 55,52, Ponte Longo 60,28 contro 58,22, Pozzo Novo 45,71 contro 56,37, con l'aiuto della regia adesso, ok, grazie. Dicevamo Pozzonovo 45,71 contro 56,37, Rovolon 42,25 contro 38,21, Romano 54,17 contro 51,09, Saccolongo 56,98 contro 53,23, a San Giorgio delle Pertiche alle 19 avevano notato il 59,83% degli aventi diritto al voto contro il 55,94 della tornata precedente. Con l'aiuto della regia. San Giorgio in Bosco alle 19 avevano votato il 60,40 contro il 58,14, San Martino di Lupari 54,84 contro 54,91, San Piero in Gu 63,90 contro 57,82, San Pietro Viminario 60,59 contro 55,01, a Sant'Angelo di Piove di Sacco 52,52 contro 44, Sant'Elena 55,46 contro 55,24, Sant'Urbano 45,95 contro 38,34, Santa Giustina in Colle 58,25 contro 54,46, a Saonara 50,72 contro 44,04, a Selvazzano Dentro 56,46 contro 52,92, Solesino 46,40 contro 37,39, Stanghella 56,62 contro 56,19, Teolo 47,75 contro 42,08, Terrassa Padovana 57,95 contro 55,68,
Tombolo 55,76 contro 54,27, Torreglia 48,50 contro 41,80, Tre Baselighe 57,30 contro 54,67, Trivano 58,95 contro 57,10, Urbana 58,32 contro 58,41, Veggiano 45,86 contro 40,19, Vescovana 44,08 contro 38,62, Viglizzolo d'Este 60,85 contro 58,94, Vigo d'Arzere 49,78 contro 46,68, Vigonza 48,21 contro 43,84, Villa del Conte 59,06 contro 59,41, Villa Estense 49,71 contro 52,30, Villafranca Padovana 57,09 contro 55,74, Villanova di Campo San Piero 48,54 contro 44,83, chiude Vo con la percentuale di votanti alle 19 del 53,07 contro 53,79 della precedente tornata. Bene, queste erano le affluenze delle europee alle ore 19, adesso andiamo a vedere le affluenze delle comunali per la provincia di Padova, sempre alle ore 19. Ripartiamo